Il Consorzio Universitario sta avviando dei corsi di perfezionamento sulla gestione del personale negli enti locali. Di cosa si tratta? Presente e chi può partecipare? Allora, possono partecipare, il corso è libero, possono partecipare sia dipendenti delle pubbliche amministrazioni ma anche soggetti privati che vogliono qualificarsi ulteriormente su una materia importante che è quella della gestione del personale. E tutta questa attività rientra nell'ambito della terza missione che sta svolgendo il Consorzio Universitario, ovvero quella di mettersi a disposizione degli enti locali per dare un contributo agli stessi, soprattutto nel campo della formazione. Questo è un primo corso, ma ne faremo altri nel settore delle finanze e della contabilità e degli altri settori che riguardano le pubbliche amministrazioni. È il segnale che il Consorzio Universitario appunto si mette a disposizione del territorio, della pubblica amministrazione, ma più in generale di chiunque volesse fruire di momenti di approfondimento su tematiche specifiche. Gli appuntamenti saranno 5, ricordiamolo, è aperto agli impiegati degli enti comunali, quindi chi vuole partecipare può rivolgersi alla vostra segreteria? Sì, esattamente, ci sono delle domande di iscrizioni, il corso avrà luogo a partire dall'ultima decade del mese di aprile, abbiamo già informato tutti i comuni ma anche il libero consorzio dei comuni e tutte quelle pubbliche amministrazioni che vogliono appunto attraverso i propri dipendenti partecipare a tale attività.